Alfabeto Marco Polo, Venezia, Istanbul 2000, mani di giovani. Un progetto internazionale per i 700 anni dalla scomparsa. I Polo vivevano a Costantinopoli, nella casa del leone di San Marco, e lavoravano nel fondaco dei Serenissimi Mercanti come ambasciatore. Il primo al mondo, pace, pace, ancora pace, parola chiave di Marco Polo, costruttore di ponti tra Occidente e Oriente. Da bambino Marco incontrava gente di tutto il mondo, Venezia cosmopolita. Il porto collegato al Mediterraneo, crocevia di culture, diritti, libertà, bellezza. Visitò chiese, moschee, sinagoghe e templi. Marco Polo, tra Europa e Asia, somiglianze tra Venezia e l'Oriente. Imparò il tartaro, il turco, l'arabo, il persiano e il cinese. Terre e mari, mercanti occidentali, di legnami, metalli e pelli, scambiavano spezie e sete e pietre preziose con gli orientali. Arrivò ad Angiou, gemella di Venezia, incanto di canali e ponti, protetta da opere artificiali contro le maree. Spirito veneziano di coraggio, ricerca e avventura, amico del Gran Khan, precursore della sostenibilità. Diceva: chi pianta alberi allunga vita lontano. Per 24 anni portò a Venezia il gelato e fu festa. Questo è nel milione, ma lui non scrisse neppure la metà di ciò che vide. Il bambomino Marco Polo trova Venezia, Istanbul 2000, mani di giovani. Un progetto internazionale per i 700 anni dalla scomparsa.